Costruire un network regionale tra aziende sanitarie e centri servizi anziani, per mettere in comune esperienze e soluzioni nel campo della formazione manageriale e disporre di un centro qualificato in grado di assicurare prestazioni di eccellenza nel campo della formazione, della ricerca e della consulenza. Sono questi gli obiettivi con cui nasce Veneto Forms, la nuova scuola di formazione manageriale in sanità e sociale. Veneto Forms è formato da 19 aziende sanitarie, più 7 IPAB, l'Istituto Zooprofilattico, ARPAV, lo IOV, per fare sistema, per mettere a disposizione delle aziende ma anche della Regione del Veneto una agenzia che non produca solo prodotti di formazione preconfezionati, standardizzati, ma agisca insieme alle aziende, insieme al Veneto per migliorare e qualificare questo sistema integrato sociosanitario che è una delle eccellenze in Italia. Valorizzare il management e valorizzare le professionalità che sono impegnate oggi sia in sanità che nell'ambito socioassistenziale per qualificare sempre di più l'assistenza e fare i conti anche con quelle che sono le situazioni di crisi oggi e quindi fare i conti con la sostenibilità economica. Questo impone delle sfide e un continuo aggiornamento e qualificazione per dare delle risposte di eccellenza anche con minori costi. Un modo per sostenere lo sviluppo del personale del sistema sociosanitario del Veneto, rispondendo alle esigenze contingenti che questo avanza in materia di formazione, che è il core business della società. Svolgiamo delle attività di formazione appunto ritagliate su quelle che sono le esigenze dell'azienda, su tutta un'infinità di temi che sono quelle delle buone prassi amministrative, ma anche sui percorsi assistenziali e quindi rivolta all'intera platea degli amministratori e dei dirigenti in primis. Veneto Forms svolge le proprie attività secondo gli indirizzi della Regione Veneto, Segreteria regionale per la sanità e il sociale. La scuola opera come ente in-house dei soci, che sono quasi tutte le aziende sanitarie della regione, inclusi ARPAV, IOV, ISVE, nonché 7 tra i più significativi centri servizi anziani IPAB pubblici del Veneto. Noi facciamo alta formazione, formazione continua per dare quei contenuti di managerialità ai medici, a tutti i dirigenti, ai coordinatori delle professioni sanitarie, agli amministrativi, ma non solo. Facciamo sempre nei confronti e rispetto alle aziende sanitarie e ospedaliere del Veneto e ai centri di servizio IPAB sempre del Veneto anche attività di consulenza e anche ricerca. 3 percorsi di formazione riguardanti gli amministrativi, i coordinatori delle professioni sanitarie, per capirci le ex caposala, e tutti i dirigenti medici e sanitari di unità semplice. Cioè abbiamo cominciato dal basso a dare contenuti di formazione manageriale a tutta la dirigenza di base, sia amministrativa che professionale, tanto perché facciano meglio questa loro funzione nelle loro aziende e poi perché così, formandoli bene, possono anche aspirare a meglio, diciamo così, concorrere per diventare dirigenti di secondo livello, quindi primari. La società si avvale di un comitato scientifico che indirizza sul piano teorico-metodologico le attività, composto da qualificati esponenti nazionali della formazione e della ricerca nel settore sanitario e sociale, ed è tra i soggetti promotori del network nazionale delle scuole pubbliche di formazione manageriale in sanità e sociale.